Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so, già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più in là, sembra quasi un mare d'erba. È leggero il mio pensiero voleva, ho quasi paura che si perda. Un cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Io faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono? Adesso non lo so. Sono solo un uomo in cerca di se stesso. No, cosa sono? Adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. E intanto il sole fa la nebbia filtra già. Il giorno, come sempre, sarà. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1044 di oggi, giovedì 25 settembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge. Vi perdete un bel sito online, un bel giornale online, dove ci sono il direttore responsabile Giovanni Sallusti con i Liberamente, gli Autodafè di Giulio Cainarca, oggi tra l'altro monumentale quello con il monologo di Max Del Papa dedicata a Enzo Tortora, e ancora le videopillole, la rassegna stampa e i semivarin, molto altro ancora. Natalia, ancora grazie, buon lavoro a te. Il disco Start, fare una cover di Impressioni di settembre della PFM, ce ne vuole coraggio, ma i Marlene Kunz, come avete sentito, nel 2008 ci sono riusciti molto bene. Le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp aperte da adesso. Il telefono, quando lo dirò io, 029294 7222. Bene, noi adesso partiamo, se sei pronta Natalia, con il diritto e il rovescio, perché arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Vai pure.
Si è aperto il Salone dell'Auto di Torino. Un tempo e a lungo questo salone è stato la vetrina della produzione automobilistica italiana, di massa con Fiat, Lancia ed Alfa Romeo e di nicchia ma enormemente prestigiosa con Maserati, Ferrari e Lamborghini. Quest'anno il Salone dell'Auto di Torino è stato scoperto da ben 15 grandi società automobilistiche cinesi. Lo hanno fatto perché questo salone resta comunque un ottimo trampolino di lancio per entrare nel mercato europeo, dove le auto cinesi, nonostante gli alti dazi, rappresentano più del 5% del mercato auto complessivo e del 15% del segmento integralmente elettrico. La strategia cinese per aggirare l'effetto dei dazi consiste adesso nell'assemblare le loro auto nei paesi europei. Tiggo, ad esempio, le monta già nel Molise, Chery ha uno stabilimento in Spagna, Geely ha già acquistato la svedese Volvo. Respinti dagli alti tassi doganali USA, i produttori di auto cinesi hanno ripiegato, si fa per dire, sull'Europa. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:20. Dicevo, alle 18:20 minuti e 39 secondi, tra poco avremo con noi il senatore Gianluca Cantalamessa per il Qui Parlamento. Intanto vi do alcune notizie: alta tensione, battelanza, jet russi intercettati vicino allo spazio aereo lettone. I 2 Gripen ungheresi sono decollati da Šiauliai, in Lituania. Gli USA intercettano un aereo russo vicino all'Alaska, inviati gli F-16. Nel frattempo l'ambasciatore russo in Francia dichiara: sarà guerra se abbattete i nostri jet. Nel frattempo la BBC, Trump sta discutendo con Erdogan, lo invita a smetterla di comprare petrolio russo nel corso di questo incontro alla Casa Bianca. Questo perché, tra l'altro, il presidente turco sta cercando di concludere con gli americani degli accordi sulla difesa e sull'energia che valgono decine di miliardi di dollari americani. Ma adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento. Senatore Cantalamessa, buonasera e ben trovato. Buonasera e un saluto a tutte le persone che ci seguono da casa. Senatore, allora, noi spesso qui in trasmissione, anche con lei, abbiamo discusso di una vera e propria via crucis, non mi viene un altro termine, che riguarda soprattutto l'Agro Casertano, quella che una volta era la cosiddetta Campania Felix e parte della provincia nord di Napoli, la terra dei fuochi. Che cosa sta succedendo, senatore? Ma abbiamo votato un decreto legge importante perché andiamo a creare delle nuove fattispecie di reato in termini di danni ambientali, prevediamo l'inasprimento di una serie di pene, aumentiamo i controlli dando la possibilità agli investigatori di usare le intercettazioni telefoniche e gli agenti sotto copertura. Abbiamo previsto un fondo sulle bonifiche ambientali, sulle rimozioni dei rifiuti che non riguarda solo la terra dei fuochi, quindi diciamo la zona che va dall'Alto Napoletano e il Basso Casertano, ma riguarda tutti questi ecoreati in tutta Italia. E per quel che riguarda il discorso nello specifico della terra dei fuochi, è giusto secondo me ricordare anche un po' quelle che sono le responsabilità. Innanzitutto diciamo a chi ci segue da casa, il problema dei rifiuti in Campania ha raggiunto un livello tale che sono stati accumulati 4 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti. Volendo immaginare proprio plasticamente di che dimensioni stiamo parlando, immaginate 90 stadi di calcio regolamentari, pensiamo al San Siro, 90 stadi così con pile di rifiuti che riempiono tutto il campo con un'altezza di 30 metri. Ecco. Quindi 90 stadi di calcio, 30 metri di altezza che riempiono tutto il prato. Questo è l'accumulo dei rifiuti che c'è stato in Campania e chiaramente al di là del
delle responsabilità dei criminali della criminalità organizzata, piuttosto che degli imprenditori senza scrupoli che hanno fatto così, che hanno avvelenato alcune parti di quella che, come giustamente dicevi tu, veniva definita Campania Felix 2000 anni fa, proprio per la capacità di produrre prodotti naturali, voglio dire verdure di primissima qualità, il latte, dalla mozzarella e quant'altro. Ma dicevo, al di là delle responsabilità penali di criminalità organizzata o di imprenditori disonesti, la politica che fine ha fatto? E io oggi in Senato ho ricordato che in Campania da 29 anni ininterrottamente comanda la sinistra e la città di Napoli da 51 anni. Quindi è una responsabilità ben precisa, nella migliore delle ipotesi, in un omesso controllo. Aggiungo che nel 2015 il governo centrale diede alla Regione Campania 450 milioni per fare le bonifiche, parliamo di 10 anni fa. De Luca disse: in 6 mesi io rimuovo tutto. Al 2022 stavano ancora i 4 milioni e mezzo di tonnellate in questo posto conosciuto come Taverna del Re, che è un posto in provincia di Giugliano, e quindi credo che veramente sia la rappresentazione del fallimento di chi ha amministrato la regione Campania e la città di Napoli per tanti anni, perché non possono dire che c'è stata alternanza, no, hanno solo e sempre governato loro, quindi le responsabilità, ahimè, sono evidenti. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Senatore, c'è in giro una sorta di dimenticanza della Terra dei Fuochi. Quasi, diceva un amico che segue la Terra dei Fuochi da oltre 20 anni, il collega Pino Ciociola di Avvenire, in una recente intervista qui a Zoom, è come se la gente in fondo si fosse assuefatta a questo. Ma possiamo perdere la speranza in una situazione del genere? Assolutissimamente no, mi piace ricordare, lo dico da campano, che comunque per tutto quel che riguarda i prodotti agroalimentari il problema non si pone, nel senso che purtroppo c'è stato un periodo nel quale, non so se i radioascoltatori lo ricordano, sui prodotti agroalimentari della Campania c'era il teschio di morte con le ossa incrociate della serie pericolo di morte per chi mangia questi prodotti. C'è stato un periodo, parlo intorno al 2010, che la grande distribuzione non ordinava, non acquistava prodotti agroalimentari campani, addirittura il Giappone e la Corea vietarono le importazioni dalla Campania, creando un danno in un settore che fattura 7-8 miliardi di euro in Campania, e dispiace perché poi cito dei dati, anche negli anni bui c'è il RAF, che è praticamente il sistema di allerta europeo sugli alimenti, che non ha mai segnalato anomalie nei prodotti campani. A dire che la superficie realmente contaminata era solo l'1%, sono stati sia l'Istituto Superiore di Sanità sia l'ARPAC. Il progetto Enea Campania Trasparente ha dimostrato che la stragrande maggioranza dei suoli era sicura. Il progetto Ecoremed dell'Unione Europea aveva confermato che in molte aree definite a rischio non vi era alcun tipo di contaminazione. Quindi bisogna perseguire i reati, bisogna creare le premesse perché non accada più, non bisogna creare un allarmismo inutile e falso che danneggerebbe solo delle aziende, perché in quegli anni, nel 2010-2011, a seguito di questa campagna di fango hanno chiuso aziende storiche, sono state licenziate centinaia di dipendenti, quindi senza se senza ma contro la criminalità organizzata e contro gli imprenditori disonesti che preferiscono sversare tossicamente piuttosto che pagare quanto dovuto i rifiuti tossici. Analisi politica, e lo dico ai miei conterranei della regione Campania, perché dicevi bene, purtroppo spesso le cose si dimenticano, non solo, voglio dire, Terra dei Fuochi, dovremmo avere più memoria quando si va a votare, perché ne va del futuro dei nostri figli, e poi soprattutto
creare le situazioni, cosa che abbiamo fatto dopo tanti anni, con dei fondi che consentono la bonifica laddove ci deve essere sversamento. Quindi un'operazione a tutto tondo, che è l'ennesima dimostrazione a chi diceva del centrosinistra che con il centrodestra al governo, con la Lega al governo, il Sud non avrebbe avuto la giusta attenzione. Ricordavo questa mattina in Senato che solo in questi 2 anni abbiamo fatto 4 provvedimenti per la provincia di Napoli: il decreto Ischia, il decreto Campi Flegrei, il decreto Caivano e il decreto questo qui Terra dei Fuochi, che poi tutti e 4 hanno il titolo, diciamo, di un posto della provincia di Napoli, ma dal decreto Caivano a questo chiaramente riguardano tutte le situazioni in Italia analoghe a quelle delle città alle quali, diciamo, abbiamo dato il nome del decreto. Quindi un'operazione d'urgenza e d'emergenza in alcune zone della provincia di Napoli, ma che poi ne hanno beneficiato tutta l'Italia, perché ricordo che per esempio il decreto Caivano riguardava tanti discorsi sulla delinquenza minorile che sono valsi e valgono per tutta l'Italia. Il decreto, Campi Flegrei riguardava anche il centro Italia, quindi parliamo dell'Emilia, dell'Abruzzo a seguito dei sismica, cioè del sisma in Abruzzo e dell'alluvione che c'è stata in Emilia. Quindi un'attenzione di questo governo e soprattutto un cambio di passo e provare a guardare a lungo periodo, che forse è quello che più è mancato in questi governi di centro-sinistra negli ultimi anni. Molto bene, senatore. Io la ringrazio e al piacere di risentirci presto. È sempre un piacere per me, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Adesso sigla e poi riprende anche in questa stagione Epos, l'appuntamento con Gabriella Ronza. Di cosa parliamo? Del Medioevo, l'epoca del magico. A tra poco. Qui Parlamento. Ma il Medioevo è davvero l'epoca del fantastico? Salve a tutti, sono Gabriella Runza e vi do il benvenuto nella mia rubrica Simil Podcast Parliamo un po' di. Oggi parliamo del legame tra Medioevo e fantastico. I fantasy con un'ambientazione pseudo-medievale sono tantissimi. Un Medioevo costruito e ricostruito dagli autori, secondo stilemi e caratteristiche proprie. Sono così tanti i romanzi ambientati in quest'epoca, resa artificialmente dagli autori, che ormai ci viene naturale pensare al Medioevo come l'epoca in cui il fantastico veniva accettato in ogni sua forma. Nell'introduzione al suo libro Il fantastico nella letteratura medievale, Alberto Barbaro, professore di filologia romanza alla Federico II di Napoli, ne parla e questa trattazione è così interessante che mi fa piacere riportarvela. Lui afferma che molti lettori sarebbero sorpresi se si facesse attenzione alla datazione delle opere, perché ci si renderebbe conto che, fatta eccezione per i testi sul miracolo, durante questi secoli, cioè durante parecchi secoli dell'età di mezzo, la cultura scritta presenta un'incidenza bassissima del fantastico. Le opere letterarie latino-medievali potevano soltanto circolare tra chi aveva studiato il latino. Come sicuramente saprete, il latino conservava una sua vitalità, soprattutto scritta, ma si stava naturalmente allontanando dalle varietà parlate nell'Europa romanza e da quelle legate alle lingue germaniche o celtiche. Con il crollo del mondo imperiale romano, l'alfabetizzazione aveva perso prestigio e funzione, dunque non era diffusa nella società, per cui appunto non tutti erano in grado di leggere quelle opere. Tale letteratura era chiusa in un ambito limitatissimo, era a carattere elitario. Oltretutto non era indispensabile solo saper leggere il latino, ma anche avere familiarità con la Bibbia e i padri della Chiesa, i classici latini ovviamente. Barbaro sostiene dunque che non possiamo sorprenderci del fatto che in una letteratura del genere manchi quasi del tutto il fantastico. Elementi fantastici potevano sopravvivere nella cultura popolare, un pubblico che poteva dunque essere formato anche dagli incolti. C'è inoltre un altro aspetto da considerare. Più volte ci siamo chiesti, anche in questo canale, che cos'è il fantastico. Come afferma Barbaro, sono gli uomini che stabiliscono storicamente, culturalmente e socialmente il discrimine tra ciò che è verosimile e ciò che non lo è. Eventi che oggi per noi sono assolutamente spiegabili, cioè che possono essere spiegati razionalmente, erano irrazionali per gli uomini del passato. Dunque, il discrimine tra razionale e miracoloso è ancora più delicato di quello tra verosimile e inverosimile. E qui una mia osservazione. Cosa era veramente considerato fantastico e cosa possibile o reale nel momento in cui dagli uomini dell'epoca non era considerato fantastico una certa cosa, un certo principio? Noi indubbiamente non possiamo parlare di un utilizzo consapevole di questo tipo di elementi. Possiamo però parlare del mito pagano, che era consapevolmente identificato con la menzogna in epoca medievale, sopravvivendo quando poteva essere spiegato religiosamente, inserendosi al massimo
nella demonologia cristiana o come materiali per interpretare la profezia cristiana in testi pagani. Ne parla lo storico e saggista Furio Iesi in Letteratura e mitologia. È particolare pensare che un'epoca in cui il fantastico sia così poco citato nello scritto, o spesso visto con sospetto, faccia da ambientazione la letteratura fantastica e fantasy in generale più recente. Voi cosa ne pensate? Cos'ha il Medioevo che lo rende così adatto o adattabile alla magia? Conosciamo tutti i pregiudizi riversati su questo periodo quando si parla di secoli bui. In realtà sono secoli che hanno prodotto molte innovazioni interessanti dal punto di vista tecnico e culturale. Quindi è questa la ragione? Cioè il pregiudizio dell'assenza di tecnologia ha portato a far sposare meglio il Medioevo alla magia? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di conoscere la vostra opinione. E dato che stiamo parlando di fantastico e inevitabilmente anche di fantasy, vi ricordo che io ne ho scritti 2, i primi di una saga, troverete i riferimenti in didascalia. Intanto vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto qui nel prossimo video. Ciao! Ah, nota a margine post-edit, ovviamente in didascalia trovate anche i libri citati. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie cara Natalia, alle 18:35 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Dunque, vediamo un po' che altro è successo. Intanto grazie sia al senatore Cantalamessa che alla nostra Gabriella Ronza, che torna anche in questa stagione con la sua elegante rubrica dedicata al mondo dell'epica, della cultura, della letteratura e così via. Andiamo a dare un'occhiatina all'ADN Kronos, giusto per avere un aggiornamento su quello che sta succedendo. Ecco, caccia NATO intercettano 5 jet russi vicino alla Lettonia, Mosca sarà la guerra se li abbattete. Rutte d'accordo con Trump sull'abbattimento dei jet che invadono lo spazio NATO. Kiev abbattuto caccia russo Sukhoi 34. Ancora droni sulla Danimarca. Zakharov avverte attacco a consorzio del gasdotto del Caspio e segnale di minaccia all'UE. C'è qui una zappa, aspettate un attimo che la prendiamo subito, vi dico chi è che ci scrive. Maurizio: ho abitato 2 anni a dirigere azienda a Nocera di Salerno, tutta la zona è stata la dimostrazione, oltre alla politica come al solito, che anche la gente butta tutto dove vuole con montagne di rifiuti. Falso anche che nell'agricoltura abbiamo di tutto, ma non si può dire. Capito perché non vogliono l'autonomia? Maurizio, pensiero un po' contorto, non l'ho capito francamente, però va bene, io ve l'ho letto così. Ecco, una cosa che mi dà molto dolore, restando a Napoli, l'immenso James Senese ricoverato in terapia intensiva, i medici dicono condizioni critiche. Sapete che James Senese, insieme con i Napoli Centrale e Pino Daniele, sin dagli anni 70 ha rappresentato quel Neapolitan Power, quella musica che cercava anche il riscatto sociale della città e che poi, insieme con Pino Daniele, ha creato dei grandi successi. Il sassofonista, appunto, James Senese, scrive l'ADN Kronos, è arrivato all'ospedale Cardarelli di Napoli ieri sera e vi è stato portato d'urgenza per una grave polmonite. James Senese ricoverato in terapia intensiva a Napoli per forte polmonite. Il musicista ottantenne partenopeo si è sentito male ieri sera, è stato portato d'urgenza al Cardarelli a Napoli. Il ricovero del musicista, che versa in condizioni critiche nel reparto di rianimazione, si è reso necessario da ieri sera per il sorgere di un'infezione severa. La prognosi è riservata, riferisce una nota dell'ospedale Cardarelli. Diamo un'occhiata anche a questa notizia dei 5 jet russi intercettati vicino alla Lettonia. Cacciarussi vicini allo spazio aereo Lettone, scrive l'ADN Kronos. Secondo quanto riferito dal comando aereo alleato, 2 cacce ungheresi Gripen dell'Air Policing sul Baltico sono decollati oggi dalla base Šiauliai in Lituania. L'Ungheria, dopo che un Sukhoi 30, un Sukhoi 35 e 3 MiG-31 russi si stavano avvicinando allo spazio aereo Lettone.
L'Ungheria, si legge in un post del comando, dimostra l'impegno dell'alleanza nel proteggere e salvaguardare i paesi baltici e il fianco orientale della NATO. Se accadesse sarà guerra, ha risposto così ai microfoni di RTL l'ambasciatore russo in Francia Alexei Meshkov a una domanda sulle dichiarazioni di Donald Trump, che 2 giorni fa ha detto di ritenere che i paesi NATO debbano abbattere i cacciarussi che sconfinano nel loro territorio. Ci sono molti aerei della NATO che violano lo spazio aereo russo, ha sostenuto, accade abbastanza spesso, non vengono abbattuti. E ancora, sono totalmente d'accordo con Trump, è assolutamente necessario, ha risposto nel frattempo il segretario generale NATO Mark Rutte sull'ipotesi avallata dal presidente americano di abbattere i jet russi che sorvolano lo spazio aereo dell'alleanza. I nostri militari sono preparati e addestrati per questo, sappiamo come si fa, ha aggiunto a Fox News. Nel frattempo, le forze armate ucraine hanno abbattuto un caccia russo Sukhoi 34 nella regione di Zaporizhia e lo riferisce l'aeronautica militare ucraina. Il Sukhoi 34 è stato abbattuto intorno alle 4 del mattino, ora locale, nel settore di Zaporizhia della linea del fronte, ha dichiarato l'aeronautica militare. Nel momento dell'attacco, l'aereo da guerra stava attaccando la città di Zaporizhia con bombe aeree guidate. Infine, in Danimarca, gli aeroporti che erano rimasti chiusi per ore per l'ingresso di droni non identificati nel loro spazio aereo durante la notte, gli aeroporti danesi sono stati riaperti sia Billund, che è il secondo più grande del paese, che quello di Aalborg. Va bene, si fa per dire va bene. Adesso passiamo a occuparci di giustizia. La collega Manuela D'Alessandro, bravissima e valente collega dell'AGI, lei si occupa di giustizia in quel di Milano, soprattutto cura questo blog giustiziami.it che vi invito a seguire. Abbiamo fatto un po' il punto sulla situazione della giustizia in Italia dopo questa calda estate, dalla riforma a Garlasco e così via. Beh, state a sentire un po' che cosa ci siamo detti. Vai pure, Natalia. Allora, io questa sera ho il piacere di ritrovare la collega Manuela D'Alessandro. Manuela D'Alessandro è una brava collega che lavora per Raggi e soprattutto tra i suoi interessi c'è la giustizia. Lei, tra l'altro, è su questo blog giustiziami.it dove racconta insieme ai colleghi, dove racconta le esperienze, diciamo, di vita nella giustizia meneghina, nel Tribunale di Milano e così via. Non è qualcosa di folcloristico, non c'è niente di goliardico, perché Manuela è un'attenta osservatrice della realtà della giustizia, soprattutto del mondo delle carceri. E leggendo insomma il blog ci sono alcune cose, alcune che francamente uno dice vabbè non può essere, poi però si ricorda del fatto che chi l'ha scritto è una giornalista vera che si documenta quindi prima di parlare e dice vabbè è incredibile ma è così, è la realtà. E poi naturalmente c'è anche il punto sulla situazione delle carceri di quest'estate. Allora, com'è andata quest'estate per le carceri di questo paese, Manuela? Intanto grazie al tuo tempo. Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori. Allora, pensando a quest'estate e al mese d'agosto in modo particolare, mi viene in mente un'immagine che secondo me è l'immagine che condensa al meglio la situazione attuale delle carceri. È l'immagine di un uomo di 73 anni che era detenuto, è detenuto anzi nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, che si era ricoperto la cella tutta di carta stagnola e se l'era sigillata con la colla. Aveva un solo piccolo spiraglio attraverso il quale passava una fessura di luce e usciva dalla cella soltanto per fare il TSO. Questa è una storia che hanno scoperto i radicali italiani quando hanno visitato il carcere di Torino e secondo me proprio è il simbolo di quello che è adesso il carcere e della maggior parte dei detenuti che stanno nelle carceri che soffrono di malattie psichiatriche come questa persona. Non dovrebbero stare lì, non vengono considerate e questa persona addirittura si è carcerata 2 volte, cioè non bastava soltanto
la pena che sta scontando, ma se ne inflitta una di più e testimonia proprio l'isolamento che c'è tra le carceri e il mondo fuori. Come tutte le estati precedenti, anche l'ultima estate purtroppo è stata un'estate di suicidi. Dall'inizio dell'anno se ne contano già 61, è un numero che purtroppo prelude all'ennesimo record di persone che si sono tolte la vita, ed è un numero peraltro che probabilmente per difetto, perché poi uno dei grandi problemi dello stabilire quante persone si sono tolte la vita in carcere è come stilare queste, mi spiace dirlo perché è un termine molto arido, queste statistiche. Ci sono dei cosiddetti morti da accertare, quindi non si sa esattamente come siano morti e molto spesso non lo si viene mai a sapere, perché questo è un tema dove c'è una scarsissima trasparenza anche da parte di tutti i ministeri di qualsiasi colore politico che si sono succeduti nel corso degli anni. E quindi l'estate purtroppo è la stagione che manifesta al massimo tutti i problemi del carcere e li fa emergere con tutta la sua violenza e drammaticità. Manuela, tu mentre parlavi mi hai fatto tornare alla memoria un libro che ha scritto Adriano Sofri nel 1990 ed è L'ombra di Moro, pubblicato da Selleri Editore Palermo. A un certo punto lui in questo libro, parlando del sequestro di Aldo Moro, ma lui parla anche della reclusione attuata dalle BR, parla anche del suo caso personale, dice la frase che più si sente gridare in carcere nelle notti d'estate è voglio morire. Allora la domanda può sembrare stupida, ma credo sia doverosa. Perché ci si ammazza in carcere? Intanto è importante sottolineare che nelle carceri italiane ci si ammazza il doppio di quanto succede nel resto d'Europa e il tasso di suicidi è 25 volte superiore al tasso di suicidi che c'è fuori dal carcere. Quindi stiamo proprio parlando di un tema che attiene al carcere. Ci si ammazza perché non si ha la possibilità di tornare a vivere, di avere speranza, perché mancano gli educatori, mancano gli psicologi, in carcere ci sono persone che non dovrebbero starci, ci sono i tossicodipendenti che dovrebbero stare nelle comunità, ci sono i malati psichiatrici che dovrebbero stare nelle REMS, cioè negli ex ospedali psichiatrici giudiziari, oppure dovrebbero stare in comunità dove essere curati. Ci sono tantissime persone che non ci dovrebbero stare, ci stanno e dentro il carcere non hanno speranza, perché mancano proprio il personale e mancano le strutture e manca soprattutto lo spirito della speranza. La riforma della giustizia. Si sta facendo un gran parlare della separazione delle carriere e così via. Abbiamo avuto anche l'introduzione della cosiddetta ora d'amore per i carcerati, già c'è qualche carcere in Italia dove è possibile, insomma, per i detenuti poter incontrare il partner, la partner e avere una certa intimità. Tra l'altro, per chi si meravigliasse o ritenesse che la cosa fosse, diciamo così, folcloristica, pensate che questa cosa era stata chiesta niente meno da quel gran giurista e processual penalista che fu Giovanni Leone quando era Presidente della Repubblica nel 1975. Quindi pensate un po', sono passati 50 anni e arriviamo a questa realtà. Ma quello che io ti chiedo appunto, nella riforma su cui si sta discutendo tanto, c'è qualcosa sul carcere? Perché l'unica cosa che per ora si sente dire è l'edilizia carceraria, se le carceri non bastano, ne faremo di più. Ok, e poi? Allora, nella riforma c'è il tema, per esempio, delle comunità per tossicodipendenti e quindi c'è questo tentativo di togliere queste persone che rappresentano una percentuale molto elevata della popolazione carceraria e quindi portarle fuori e farle curare. Peccato che però al momento non ci siano stati passaggi in Parlamento per attuare questa idea, però siamo fiduciosi, questo potrebbe essere un primo ottimo passo. Dopodiché questa è la mia opinione, io non credo che la soluzione
per risolvere i problemi delle carceri sia costruire nuove carceri. Credo che sia svuotare le carceri, renderli l'extrema ratio, quindi ci devono stare, secondo me, solo persone realmente pericolose. E io addirittura sono di una corrente che tra l'altro vede anche esimi costituzionalisti tra i sostenitori la corrente dell'abolizione del carcere, appunto, se non per i casi estremi. Quindi non credo che costruire più carceri serva a qualcosa. Credo proprio che le carceri vadano innanzitutto svuotate. E soprattutto in questa fase dove il sovraffollamento ha raggiunto il 184%, quindi stiamo parlando di qualcosa di enorme e tra l'altro nel mentre si progettano nuovi prefabbricati per ospitare nuovi carcerati, in realtà stranamente da gennaio-agosto 2025 la popolazione carcerata è aumentata ancora di più, quindi e la capienza delle carceri invece è diminuita, perché poi sono anche strutture molto fatiscenti e spesso ci sono infestazioni anche di insetti. Per esempio di recente nel carcere di Monza hanno chiuso una quindicina di stanze per le cimici da letto, cioè sono proprio anche ambienti ostili. Mh. Senti, quest'estate, hanno fatto scalpore 2 notizie. Una, quella di un ex marito che era stato a cui era stato applicato il, braccialetto elettronico, però come non è, il braccialetto si è scaricato e quindi questo ha avuto la possibilità di andare ad ammazzare, sua moglie, se ben ricordo. E la seconda notizia, l'emergenza Maranza, c'è stato un certo stupore quando si è deciso di nominare un imam per la cura spirituale dei ragazzi al Beccaria. Ecco, cosa sta succedendo? Cosa sta cambiando in questo settore? Ma mi viene da dire grande la confusione sotto al cielo perché, non so, la questione dell'imam, può essere vista in un senso positivo, nel senso che appunto per ragazzi che hanno origini non italiane, ragazzi detenuti in generale, uno dei grossi problemi è proprio quello di farsi capire, cioè che venga capita la loro cultura, che venga capita la loro lingua e se i mediatori sono pochissimi. Una delle figure che scarseggia di più e spesso i mediatori sono gli stessi agenti della polizia penitenziaria o sono altri stranieri che sono reclusi. Quindi ben venga se si cerca magari di capire anche la cultura e di differenziare poi il trattamento carcerario per le persone. Quanto al braccialetto elettronico, quello è un problema enorme che si perpetua ormai da anni e purtroppo spesso a rimetterci sono le donne e a volte ci rimettono anche la vita. È un problema che secondo me andrebbe risolto, perché se vogliamo parlare di svuotare le carceri è necessario che gli strumenti alternativi al carcere funzionino e che le donne vengano protette in questo caso. A proposito di donne, le donne in carcere? Le donne in carcere sono poche, se ne parla altrettanto poco, e tra l'altro adesso c'è anche un tema che sta prendendo piede, che è anche quello, delle persone, che, non si sentono né donne né uomini o comunque magari sono in transizione. Quindi questo è un altro tema, che sta emergendo perché poi chiaramente hanno delle richieste e delle caratteristiche tali per cui, va calibrata la detenzione anche in base, alle loro esigenze. Le donne sono poche perché le donne delinquono meno, questo è un dato di fatto e non credo che sia, solo perché, ehm, rivestono, posti di potere magari di meno, comunque per un sono hanno proprio un'attitudine minore al crimine. E c'è anche questo, sì, è un argomento interessante perché poi spesso vengono utilizzate le stesse categorie, per la rieducazione di un uomo, vengono utilizzate anche per le donne ed è ovviamente un errore, perché le donne poi hanno delle esigenze, dei bisogni sia fisici che, anche spirituali molto diversi, molto diversi. Uhm, c'è stata questa condanna a Ciro Grillo per violenza sessuale di gruppo, 8 anni.
Quando io ho dato questa notizia c'è stato il commento di qualche ascoltatore che ha detto 8 anni sono troppo pochi. Sulla violenza sessuale in Italia la giustizia c'è o no secondo te? Ci vorrebbe una giustizia più severa? Ci vorrebbe una giustizia meno severa? Cosa c'è da fare in questo caso per dare giustizia alle donne? Perché io penso a un filmato che c'è su YouTube del 1979 ed è Processo per violenza carnale, mi pare che si chiami. E se uno guarda quel filmato, tra l'altro girato dalla Rai in bianco e nero alla fine degli anni 70, con questi avvocati che dicono: ah, siete state voi donne che avete voluto la parità e qua e là, insomma, la donna non era creduta, la donna era sempre considerata tentatrice e così via. Oggi siamo in una realtà dove, grazie a Dio, la situazione è nettamente cambiata, le donne vengono ascoltate, anche se a volte c'è sempre quello che chiede com'è rivestita quella volta, e poi però ci sono anche le condanne, e quando arrivano le condanne però c'è sempre quello che dice troppo poco. Allora la giustizia c'è o non c'è in questi casi? Secondo te, dal tuo punto di vista, te lo chiedo prima di tutto come donna. Io credo che bisogna sì, è vero, è importante, il punto di vista mio come donna, però è importante anche il rispetto del diritto. Quindi credo che ciascun processo poi, abbia una storia a sé, nel senso che gli strumenti, ci sono. La legge oramai li prevede e quindi finalmente siamo usciti da quell'epoca buia in cui nemmeno la legge tutelava le donne, quando ancora esisteva il delitto d'onore non tantissimo tempo fa, per esempio, oppure quando il tradimento veniva considerato una buona ragione per violentare una donna o per uccidere una donna. Quindi, secondo me le leggi ci sono, è un problema culturale, quindi mi viene da dire più che, la giustizia, va bene in questo momento su questo tema, cioè bisogna chiedersi ancora, a livello culturale quanto siamo pronti, a tutelare davvero la donna, al tempo stesso però, ripeto, risottolineo, rispettando poi le categorie del diritto. Sono dei processi sempre molto delicati, perché molto ovviamente si basa sulla parola della donna e sulla credibilità della donna. Ecco, quello che vorrei è che quando si misura la credibilità, della donna, che poi è il perno attorno a cui ruota, no, tutto un processo sulla violenza sessuale, si eviti di usare odiosi stereotipi del passato e si cerchi di usare, insomma la cultura di donne e uomini del 2025. Trovo parole rispettose e sagge. Senti, io mi avvio alla conclusione e ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato, Manuela. Volevo chiederti due cose. La prima, a proposito, io giusto la settimana scorsa ho rivisto Divorzio all'italiana con Marcello Mastroianni del 61, film appunto nel quale questo barone siciliano, non potendo divorziare, deve ammazzare per delitto di impeto la moglie e andarsene con la cugina, che poi lo tradirà perché il finale è abbastanza eloquente, ma questa è un'altra storia. Ma io volevo dirti questo, ecco. Andiamo alla conclusione di questa chiacchierata e ancora grazie al tuo tempo. Garlasco, a me pare che questa storia si stia risolvendo in un grande Machado for nothing, molto rumore per nulla. E tu già ridi, e già che ridi mi pare che hai fatto un discorso di una settimana, inclusa la sessione domande e risposte con questa No, risata. no, mi dispiace ridere perché poi c'è una ragazza Beh, che purtroppo è certo, noi morta mica e di ridiamo cui di... spesso è che spesso ci dimentichiamo un po' tutti che alla fine stiamo Esatto. parlando di una ragazza morta, questo ricordiamocelo. No, il mio è un riso amaro perché anch'io penso come te che sia stata riaperta un'indagine, su dei presupposti non molto solidi, anche se poi devo dire che negli ambienti molti dicono: "Ah però, in realtà la procura di Pavia e i carabinieri hanno in mano delle carte molto segrete, molto nascoste". Io da un certo punto di vista me lo auguro, perché altrimenti, Andrea Sempio sarebbe davvero un nuovo Tortora, perché, è stato buttato la sua vita è stata buttata in pasto ai media,
come presunto colpevole e non come presunto Esatto. innocente, come dovrebbe essere in un paese civile, oltretutto dove c'è una condanna definitiva, ricordiamocelo, Appunto. convincente o meno, a me non convinceva nemmeno quella, però comunque bisogna fidarsi in una democrazia di un primo grado, 2 appelli, una Cassazione, 2 Cassazioni. E quindi io spero davvero che abbiano indagato almeno con qualche cosa in mano, perché altrimenti davvero è stato fatto scempio della vita di una persona e anche della famiglia di Chiara Poggi, che aveva elaborato il suo lutto e adesso si ritrova di nuovo in mezzo a questa tempesta. Ti dirò una cosa, Andrea Camilleri, ispirato dal delitto Poggi, ha scritto questo libro che si chiama La Rizzagliata, è un libro del 2008, mi pare. Il suo titolo, però, con cui è stato tradotto in Argentina è La muerte de Amalia Sacerdote, la morte di Amalia Sacerdote, che è questa giovane ragazza protagonista appunto di questo giallo, ma il titolo originale che Camilleri gli aveva dato era Girotondo attorno a un cadavere. Ecco, a me pare che questo Vero. revival, chiamiamolo così, dai, questo Sì. revival di Garlasco, ahimè abbastanza infausto, sia un girotondo attorno a un cadavere. Forse potrebbe anche cessare, perché Sono ne sentiremmo d'accordo la mancanza. e oltretutto, senza entrare troppo in profondità, devo dire che c'è una manipolazione della stampa, da parte anche di alcune persone che indagano, che non rende merito a un paese di diritto. Infatti io non ne ho volutamente parlato di Garlasco tutta l'estate nella rassegna stampa che ho condotto qua in radio, proprio perché credo che non ci sia assolutamente niente da aggiungere. Quando ci saranno eventualmente provvedimenti veri, ufficiali dei tribunali, allora magari daremo la notizia, ma non altro. Senti, anche perché io di ascoltare avvocati che parlano per enigmi, tipo gli assistiti di Napoli che ti raccontavano il mistero e poi col professor Bellavista e De Crescenzo dovevi tirare fuori i numeri del lotto, quelli so folklore. Gli avvocati Sì. forse anziché parlare di uccelli volanti e sabba notturni potrebbero fare nomi e cognomi oppure tacere. Ma detto Esatto. ciò, senti, per concludere, quest'estate ti è capitato un fatto assurdo, cioè il QR code per prendere l'appuntamento con un giudice. Ma che sta succedendo nel glorioso palazzo di giustizia di Milano dal quale Paolo Brosio ha subito per anni le cazziate della buonanima di Emilio Fede? Perché tutto questo, Sta Manuela? succedendo che probabilmente è semplicemente anche un problema di umanità, nel senso che una volta, anche soltanto 10-15 anni fa, si bussava alle porte dei magistrati, parlo soprattutto degli avvocati, anche noi giornalisti peraltro veniamo trattati molto peggio, e i magistrati aprivano e si riusciva a chiacchierare, a parlare del proprio assistito, o comunque a parlare anche del più e del meno. Adesso invece i magistrati, stanno molto nella loro torre d'avorio, non amano tantissimo il confronto, devo dire in generale, e quindi hanno deciso che, siccome gli avvocati si lamentavano sempre, della difficoltà ad avere degli appuntamenti con loro, una magistrata in particolare, non so poi se sarà seguita da altri colleghi, ha deciso di mettere sulla porta un QR code e inquadrandolo si può scegliere agevolmente un provvedimento. Ecco, però siamo sempre, insomma, un po' triste secondo me, un po' spersonalizzante. La giustizia dovrebbe essere innanzitutto umana secondo me, Sì, e non lo è. pienamente d'accordo. Senti, chiudiamo qui. Intanto, grazie del tuo tempo. L'ultima domanda, quella del bravo intervistatore, dice Gianni Minà, che cosa farai domani? Domani, non lo so ancora. Da giornalisti di agenzia sono sempre un po' in mezzo al mare, quindi domani ancora non ho certezze. E allora, grazie e buon lavoro. Grazie anche a te. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Walking through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, "You the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Sad sack was sitting on a block of stone. We're over in the corner weeping all alone. The warden said, "Hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair." Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Shifter Henry said the books, for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. Bugsy turned to Shifter and he said, "Nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick." Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. 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 Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie a te, cara Natalia. Allora è il momento della sigla di In attesa di giustizia. Torna anche in questa stagione l'avvocato Claudio De Filippi e un gradito ospite che tra poco vi presenteremo. Vai pure con la sigla, Natalia. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. E allora io questa sera do il bentornato all'avvocato Claudio De Filippi, che anche in questa stagione, come si vede, ci racconta questi casi in attesa di giustizia. Lo ringrazio anche per la nuova collocazione, che è appunto al giovedì, non è più al martedì. E caro avvocato, buonasera e ben trovato. Buonasera a tutti, ciao Antonino. Allora, ti dicevo, questo In attesa di giustizia ricorda sempre quel film di Alberto Sordi, se non vado errato, In attesa di giudizio, no? Quindi, detenuto in attesa di giudizio, sì. Faceva una parodia del detenuto innocente che doveva alla fine ringraziare il giudice, nonostante fosse anche un po' il suo carnefice, anzi prevalentemente lo era. Comunque, a parte questi parallelismi, queste cose, vioi parallelo, stasera dovrebbe esserci il professor Giovan Battista Camerini, che già avevamo forse invitato prima dell'interruzione delle ferie, ma poi non era venuto, e quindi è un illustrissimo professore neuropsichiatra che è molto noto anche su internet, oltre ai libri che ha scritto.
Infatti, io voglio salutare e dare il benvenuto questa sera al professor Giovanni Battista Camerini, psichiatra, psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile a Bologna, già docente universitario di neuropsichiatria generale infantile, neuropsichiatria infantile e psicologia pediatrica presso l'Università di Padova e la Sapienza di Roma, professore nelle scuole di specializzazione in neuropsichiatria infantile di Modena e Bologna, autore di oltre 100 articoli pubblicati tra riviste scientifiche, specialistiche e di settore, abstract di congressi, convegni, tavole rotonde nazionali e internazionali. 15 libri pubblicati all'attivo, complimenti professore, oltre 50 capitoli di libri. Tra questi è autore del manuale di valutazione delle capacità genitoriali APS1, Assessment of Parental Skills Interview, Maggioli Editore Rimini, anno 2019, nuova edizione aggiornata. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, io prendo le mosse per questa conversazione da un evento che si è tenuto giovedì 18 settembre in quel di Palazzo Madama a Roma, la presentazione del vademecum operativo e l'approccio integrato multiprofessionale sul rifiuto genitoriale, tra l'altro su iniziativa del senatore Gianmarco Centinaio, che voglio salutare. Ecco, che cos'è il rifiuto genitoriale, professore? È un fenomeno, non è una sindrome, non è un disturbo, è un fenomeno che si sta espandendo sempre di più nel nostro paese e non solo nel nostro paese, per il quale un figlio, dopo la separazione fra i genitori, inizia a manifestare sempre di più il rifiuto di rapportarsi con un genitore. Attenzione, ci sono due tipi di rifiuti. Un rifiuto giustificato, motivato da comportamenti negativi del genitore rifiutato, comportamenti trascuranti, comportamenti maltrattanti. E un rifiuto invece non motivato da questo tipo di comportamenti negativi, ma motivato da comportamenti ostacolanti da parte del genitore dominante. Ecco, professore, io le rubavo un attimo la parola. Buonasera e intanto ben trovato. Io sostanzialmente sono molto vicino a queste situazioni perché vivo personalmente un caso di questo genere con una delle mie figlie, purtroppo, e quindi la sensibilità è massima. Volevo dire al professore questo: che cosa è opportuno fare per uno dei due genitori, di solito il padre, immagino, che si trovi nel secondo dei casi, quando non ci sono motivazioni vere, ma c'è appunto questo comportamento, se posso definirlo, alienante dell'altro genitore, sì. Di solito la madre. Allora, chiariamo intanto la questione terminologica. In tutto il mondo questo tipo di rifiuto, cioè immotivato, è chiamato alienazione. Quindi possiamo usare tranquillamente questa parola, anche se il nostro paese, a seguito di un paio di pronunce, diciamo molto discutibili da parte della Cassazione, è stato oggetto di una sorta di rimozione. Ma in tutto il mondo si usa la parola alienazione, per descrivere questo tipo di rifiuto. Bene, allora, purtroppo in queste situazioni, quando si verifica questo fenomeno che, attenzione, il nostro codice di procedura civile descrive, perché c'è un articolo, il 473 bis 6 del codice di procedura civile, che esattamente descrive il fenomeno del rifiuto di un genitore dovuto a manovre ostacolanti, comportamenti ostacolanti da parte dell'altro. Quindi è un fenomeno, ripeto, che il nostro sistema codicistico prevede e descrive. Bene, quando si trova di fronte a questo fenomeno, il sistema gira a vuoto, cioè si tende a procrastinare gli interventi, si tende a non agire, si tende in qualche misura a rispettare, tra virgolette,
queste manifestazioni ostili da parte del figlio o della figlia nei confronti del genitore. Attenzione che spesso il padre, ma non infrequentemente la madre, i casi di madri oggetto di rifiuto sono sempre più frequenti, ormai si va verso circa un 30% di madri rappresentate in questo campione. Bene, allora in queste situazioni il sistema, stavo dicendo, gira a vuoto e non si riescono ad attuare gli interventi tempestivi che bisognerebbe attuare. Perché bisognerebbe attuarli? Perché c'è un'ampia quantità di studi, di ricerche che attestano come i figli coinvolti in queste situazioni vanno incontro a problematiche psicopatologiche spesso molto gravi e molto severe, che esordiscono a distanza di anni. Niente meno. Quindi è da non sottovalutare questa situazione. Forse i tribunali italiani, caro professore, lo fanno. Io nel mio caso lo fanno. Il Tribunale di Milano nel mio caso lo sta facendo. Io paragono questi bambini, queste bambine, questi ragazzini, queste ragazzine che rifiutano un genitore senza motivi validi, ripeto, perché influenzati dall'altro, bene, al coccodrillo di Peter Pan, che come sapete fa tic-tac. Solo che il coccodrillo di Peter Pan fa tic-tac perché ha inghiottito una sveglia. Questi bambini, queste bambine hanno inghiottito non una sveglia, ma una bomba a orologeria, che prima o poi scoppierà e farà loro molto male. Quali sono le conseguenze di solito, professore, parlando delle più lievi fino alle più gravi, per un bambino che subisce, un ragazzino, adolescente che subisce questa situazione? Disturbi di personalità, tendenza tossicofiliche, problemi depressivi e soprattutto un'evoluzione della personalità in senso narcisistico senza la dimensione dell'empatia, perché questi ragazzini e queste ragazzine colpiscono per la totale assenza della dimensione empatica, della capacità di comprendere quali sono gli effetti dei loro comportamenti sugli altri. Ho sentito con le mie orecchie figli coinvolti in queste situazioni perché dicono tranquillamente: io vorrei che mio padre, mia madre morisse. Perché? Perché pensi che no, perché non era abbastanza bravo con me. Io vorrei che morisse, ma questo che cosa significa crescere con questa credenza, con questo pensiero? Quali conseguenze ha sulla vita di relazione quando questi soggetti cresceranno, diventeranno degli adulti? Professore, ma cosa significa quando un figlio dice: ho fatto da mediatore fra di voi, cioè tra i genitori conflittuali ovviamente, e alla fine non ce l'ho fatta più e quindi non riesco a dire di no, ma alla fine a qualcuno ho detto di no. Ecco, questo il nucleo patogeno è il cosiddetto conflitto di lealtà. Cioè il figlio, la figlia che si sente in colpa verso un genitore che si avvicina all'altro. Cioè, se io mostro affetto verso papà, la mamma si dispiace. Se io vado o viceversa, no? Questo conflitto di realtà ha un effetto paralizzante. E quindi il figlio all'interno di un conflitto a un certo punto, per sopravvivere, è costretto a schierarsi. E secondo meccanismi che noi chiamiamo di scissione, per cui l'ambiente relazionale è diviso in bianco e nero, buoni e cattivi. Manicheisticamente, l'altro è tutto cattivo, esatto. E questo meccanismo è profondamente disadattivo, influisce in maniera molto negativa sull'evoluzione della personalità.
quali sono le conseguenze sui rapporti di una ragazza, di un ragazzo che soffre in questo modo? Quali sono rispetto alle figure maschili e femminili, in caso che sia appunto una ragazza o un ragazzo, questo ha influenza sui rapporti, sugli aspetti relazionali? Certamente sì, gli studi documentano, studi anche effettuati in Italia alla professoressa Del Rocchio, insieme con Amy Becker, una studiosa statunitense, ha svolto ricerche in campioni di popolazioni con un follow-up di anni. La vita di relazione, soprattutto sentimentale, di questi ragazzini o di queste ragazzine che hanno mantenuto una posizione di rifiuto nel tempo verso un genitore, ecco, la vita sentimentale è spesso molto compromessa, quindi con una maggiore percentuale di separazioni e di divorzi. C'è chiaramente un'incidenza sul modo di rapportarsi con l'altro sesso. Ma le conseguenze, ribadivo per precisare, anche per far capire ai radioascoltatori quali possono essere le problematiche, perché a volte si sottovalutano purtroppo, possono andare anche a livelli più gravi, lei diceva prima. Quali sono le conseguenze più gravi che possono accadere? Disturbi di personalità, tossicofilia, patologie depressive, disadattamento sociale. Cosa consiglia, professore, per ovviare a questa prassi dei tribunali di sottovalutazione di questa situazione che lei ha definito alienazione, non nel senso di malattia, di sindrome di alienazione, ma di comportamento alienazione? Esattamente. Allora, purtroppo in queste situazioni troppo spesso, da un lato i tribunali, dall'altro i servizi sociali, assumono questa attitudine di attesa, valorizzando eccessivamente l'ascolto del minore, perché il minore diventa decisore, diventa lui che decide quali sono le relazioni che accetta e le relazioni che non accetta. E è come se il figlio si facesse carico delle angosce di un genitore. Hanno un genitore che non desidera, non vuole che il figlio si rapporti con l'altro, se ne fa carico, che diventa una sorta di piccolo adulto i cui voleri però vengono stranamente rispettati. Questo è l'aspetto curioso, che se un bambino, un ragazzino dice non voglio più andare a scuola comunque glielo si manda. Esatto. Invece se un bambino o un ragazzino dice non voglio più vedere il papà o la mamma, tutto si blocca in nome dell'ascolto, del rispetto delle volontà, del non forzare il bambino. Queste situazioni rischiano di cristallizzarsi, no? Io ho seguito un caso un anno e mezzo fa, in cui un servizio sociale aveva interrotto da 11 mesi, ogni contatto fra una bambina di 6 anni e mezzo e il padre, perché questa bambina ogni volta che incontrava il padre si buttava per terra e piangeva e si strappava i capelli. Quindi, per non traumatizzare la bambina forzandola, i rapporti erano stati sospesi, proponendo alla bambina una terapia individuale, quando gli studi documentano che le terapie individuali in questi casi sono totalmente inutili, se non controproducenti. Non puoi fare una terapia per convincere un bambino a stare con un genitore. Bene, allora si fanno a volte gli incontri assistiti nei locali del servizio, un'oretta ogni 2 settimane, anche questi inutili
che controproducenti, si perde tempo quando il trauma, tra virgolette, derivante da una coercizione, da una forzatura, è infinitamente minore del trauma evolutivo derivante dal mantenimento negli anni della posizione di rifiuto. Ovviamente la forzatura va fatta in maniera assistita e guidata. Ci sono programmi stati messi a punto nel mondo anglosassone, i programmi di Family Bridges, programmi di ricongiungimento guidato che possono essere adottati nel nostro paese, anche se il nostro sistema è diverso da quello anglosassone, ma tenendo presente che più il rifiuto è marcato, più il riavvicinamento deve essere intensivo attraverso incontri al limite quotidiani, assistiti ovviamente da una figura educativa. Ma i nostri servizi sociali non sono provvisti di queste risorse e spesso non sono provvisti di queste competenze. Quindi sottolineo, professore, quello che anche su internet, lei dicevo prima ad Antonino, prima che intervenisse, ha una visibilità spaventosa. Praticamente lei dice che il ritardo nell'intervento crea danno, cioè è necessario intervenire subito. Un enorme danno. E lo ha detto anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che più volte ha sanzionato l'Italia per queste ragioni, e in una nota pronuncia di alcuni anni fa ha ammonito il nostro paese invitandolo a non assumere provvedimenti stereotipati e automatici per avvicinare il figlio al genitore rifiutato e agire tempestivamente, dice la CEDU, per evitare che la situazione si cronicizzi e si stabilizzi. Questo non avviene. Che sentenza è, mi scusi professore se la ricorda? Lombardo contro Italia. Ah, Lombardo, certo. Articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, della vita privata e familiare. Esatto. Tra l'altro recentemente ce n'è stata un'altra che lei ha commentato su internet. Ribadita altre volte, ma la sentenza Lombardo è proprio paradigmatica in questo senso. Ma ripeto, si perde tempo e ora, un conto è un adolescente, un ragazzo di 16 anni, di 17 anni, ormai quando i rifiuti avvengono a quest'età non è possibile ovviamente intervenire, bisogna trovare altre, cioè intervenire in questa maniera, bisogna trovare altre metodiche. Ma quali sarebbero le altre metodiche per gli adolescenti, professore? Mi scusi se la interrompo, ma per capire. Ma altre metodiche bisogna intervenire sul genitore, bisognerebbe intervenire cioè le forzature farle sul genitore dominante. Nel senso quindi con le sanzioni, professore, con le sanzioni previste dal codice o anche altre. Le astreinte del codice civile francese che sono entrate nel nostro codice di procedura civile con l'articolo 473 bis 39, costringendo il genitore dominante a far sì che il figlio possa avere qualche contatto con l'altro genitore. Chiaro che con un adolescente che non vuole incontrare l'altro genitore, i contatti saranno necessariamente sporadici, però anche sporadici vanno mantenuti e tu puoi costringere il genitore dominante, non l'adolescente, a accompagnare il figlio, poniamo, una volta alla settimana in un luogo X dove si possa incontrare col genitore rifiutato. Quindi la cosiddetto spazio neutro, dice il professore? No, ristorante, pizzeria. Bravo. Ultima cosa che le voglio dire, ma quando questa alienazione... Sì.
quando questa alienazione viene portata come comportamento, dicevamo, viene portata avanti da uno dei due genitori e viene portata avanti anche contro tutta la famiglia dell'altro genitore. Sempre così, sempre così. Questo che cosa comporta, diciamo, nel momento in cui per esempio i nonni hanno pochi diritti in Italia rispetto forse agli altri paesi, perché lei vedo che fa sempre riferimenti al diritto di altri paesi. I nonni in Italia hanno assunto qualche diritto con una sentenza della Corte Costituzionale abbastanza recente. Quindi questo è potenziare anche la possibilità di incidere da parte delle altre figure della famiglia rispetto al padre e alla madre. Ma il rifiuto è quasi sempre allargata all'intera stirpe familiare, all'intera specie di sharia, sì. Una specie di guerra. Quasi sempre, assolutamente. È spesso uno scontro fra stirpi. È riconosciuto comunque il diritto dei figli di mantenere un rapporto significativo anche con gli ascendenti dei loro genitori. Quindi è un diritto riconosciuto in primis ai figli minori, questo di rapportarsi con i nonni. Certo che gli incontri di family bridges dovrebbero includere anche evidentemente i nonni, non solo i genitori rifiutati. Un'ultima domanda, professore, è stato molto chiaro come lei è sempre, io ho visto i suoi video su internet, quindi lei ha adottato della capacità di comunicare direttamente queste idee pubblicamente in modo molto efficace. Cosa suggerirebbe al legislatore, visto che questa è una radio ascoltata anche dai politici, che ha una matrice di un partito di maggioranza che però viene ascoltata, cosa suggerirebbe alla politica di fare in questo momento in Italia, urgente? No, politica nulla, perché il nostro codice di procedura civile è già dotato delle norme che, se applicate, consentirebbero di affrontare produttivamente queste situazioni. Non ci bisogno di nuove leggi, basta applicare quelle esistenti. Allora, parlando in termini giuridici, basterebbe un combinato disposto tra gli articoli 473 bis 6, 38, 39 e 40. Un avvocato credo che capisca bene quello di cui sto parlando. Ma quindi lei, professore, dice, per concludere questo interessantissimo suo intervento, e la ringrazio di essere venuto, lei dice sono i giudici che non applicano la legge, sono i giudici, fanno obiezioni. Mentre basterebbe applicare norme già esistenti. E dico l'ultima cosa, ho citato il 473 bis 40, che è quello relativo alle violenze domestiche e di genere, che ovviamente quando si entra in questi casi il giudice assume provvedimenti tempestivi. Bene, anche impedire i rapporti del figlio con l'altro genitore è una violenza domestica. Quindi questi casi andrebbero fatti rientrare nel 473 bis 40, che si riferisce alle violenze domestiche e di genere. Quindi lei ritiene che ci sia il codice rosso in questi casi? Sarebbero senza il codice rosso è penale. Io adesso rimango nell'ambito civile. Nell'ambito civile? Anche rimanendo nell'ambito civile, è vero, civile, senza chiamare in causa il penale, anche se a mio parere ci sarebbero gli estremi, però trattasi di un maltrattamento 572 codice penale, però anche senza chiamare in causa il penale, che sarebbe come dire un discorso complesso, comunque sia, anche nell'ambito civile esiste un articolo del codice di procedura civile che prevede interventi tempestivi in queste situazioni di violenza domestica. E quindi senza inventare, senza tirare fuori leggi nuove, basta applicare quelle esistenti se c'è la volontà di farlo.
Benissimo, Grazie, allora professore, lei più che un neuropsichiatra mi sembra che abbia una certa attitudine col diritto, quindi coniuga due carriere distinte. Perfetto, allora grazie a entrambi. Io devo chiudere qua, ma grazie ancora, al piacere di risentirci Grazie presto. professore, grazie a voi, grazie a tutti. Salve, grazie. Grazie. Adesso pausa e poi Antonino Riccardo Luciani, Chanson Baladè del 1977, a tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie, a me verrebbe tanta voglia di dirvi il santo, il sole e la luna di domani, a che ora sorge e tramonta, perché questa l'avrete riconosciuta tutti, è la leggendaria sigla dell'almanacco del giorno dopo, che generalmente andava in onda alle 19, se la memoria mal non mi consiglia, ed era in fondo quel lunario, era, posso dire, il Barbanera, quello con la copertina verde, piccolino, mio nonno lo teneva, buonanima, lo teneva sul caminetto, e su questo Barbanera tu trovavi con questi caratteri un po' frusti, stampati insomma in maniera un po' sbavata, anche un po' imprecisa, non sbavata, imprecisa. Tu trovavi le giornate, le previsioni, i proverbi, i mercati nei vari paesi, eccetera, eccetera, eccetera. Meraviglioso, meraviglioso davvero. Va bene, allora alle 19:35 minuti e 52 secondi, grazie ancora all'avvocato De Filippi e al professor Giambattista Camerini per essere stati i nostri graditi ospiti. E adesso apriamo il telefono 0292947222 se volete dire la vostra, ma c'è già una telefonata in linea. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Michele! Bonsoir à tout le monde, un saluto noblesse oblige. Madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Très bien, très bien. Eccoci qua, ci ritroviamo sulle magiche onde di Radio Libertà, la talk radio per eccellenza in Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con te, Antonio Danna. Bentornato. Sì. Grazie. In questa nuova stagione, nuova edizione. Sì, quest'anno siamo a 6, come corre il tempo. In odore di microfono d'oro? Mo vuoi troppo, uno è bastato ed è avanzato, dai. Tra l'altro domenica per i calciofili c'è la partita a San Siro Milan-Napoli, dove c'è la squadra partenopea in vetta alla classifica in solitaria, anche se io sono juventino e avendo pareggiato contro la Verona al Bentegodi mi ritrovo a 10 punti secondo, ma se il Milan dovesse avere la meglio
addirittura arriverebbe primo, scavalcando quasi anche lo stesso Napoli per lo scontro diretto, e dunque una partita da big match che dovrebbe regalare tante emozioni tra i due tecnici più vincenti, Allegri e Conte. Va bene, ma io vado con il mio punto, se permetti. Vado con l'editoriale? Vado con l'editoriale? Vado? Ok. Dai. Il punto di Michele Caruso. Dall'Ucraina alla flat tax, passando per Gaza e all'attacco all'Unione Europea. Matteo Salvini scalda e accende il popolo di Pontida 2025 e dal palco anticipa un nuovo appuntamento fissato per il giorno di San Valentino del 2026. L'Italia è contro la guerra e noi non manderemo i nostri figli a combattere e a morire in Ucraina, così dice il leader leghista. E poi ancora, abbiamo il dovere, sottolinea Salvini, di fermare ogni guerra, anche quella tra Israele e i terroristi di Hamas. L'auspicio è di arrivare in futuro a due popoli e due stati, ma non sarà possibile finché ci saranno i tagliagole islamici di Hamas a tenere ostaggio i bambini palestinesi e israeliani. L'amore vince sempre sull'odio. Non poteva mancare anche il richiamo al fatto che non siamo in guerra contro nessuno, che tutti ascoltino le parole del Santo Padre, esempio di saggezza e di lungimiranza, che tutti sostengono gli sforzi di pace del Presidente Trump, un chiaro no all'esercito europeo, a un debito europeo per comprare armi e carri armati. E poi il leader della Lega ha detto che ognuna delle 1000 sedi della Lega si trasformerà in un comitato per il sì ai referendum per cambiare la giustizia in Italia e per liberare i tribunali dalla politica, annunciando ancora dal palco di Pontida il segretario della Lega Salvini aggiunge che per decenni i governi hanno promesso la separazione delle carriere, ma finalmente oggi ci siamo, ricordando anche la figura di Berlusconi. Un saluto anche a Umberto Bossi, che ha arrivato Speranza a milioni di italiani, facendo arrivare così fino a lui l'abbraccio di Pontida. L'erba del Platone si è scossa di applausi, qualche bandiera sventolando più convinta. Come dicevo, ha citato anche Berlusconi, un gigante che ha cambiato l'Italia, così in poche battute Salvini riesce a evocare due pilastri della storia del centrodestra, il Senatur e il Cavaliere. In qualche modo si parla anche di vannacizzazione della Lega, perché il generale vorrebbe quasi non solo essere generale o prendere il posto di Salvini, e allora c'è la querela politica in tal senso. E poi non si poteva dimenticare Charlie Kirk, di cui si porterà l'eredità di questo grande uomo, dei grandi ideali, reo soltanto di essere troppo libero e di voler esprimere il suo pensiero manifestandolo pubblicamente. Charlie Kirk rappresenta il free speech, la possibilità di parlare, dunque è stato veramente quasi un martirio della libertà di quest'uomo. E allora io concludo chiedendoti che cosa ne pensi, caro Antonino, è del fatto di questa presunta vannacizzazione della Lega e poi anche della caso Salis, perché sai che i rappresentanti in commissione hanno votato per la non revoca dell'immunità immunità parlamentare della Salis, e dunque adesso bisognerà vedere che cosa succederà quando passerà per la votazione in Parlamento, se ci debba essere un giusto processo oppure se lei, essendo ormai in Parlamento, debba godere di questo privilegio. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te Michele. Allora, molto semplicemente, un partito è fatto di tante anime, in un partito c'è un dibattito, poi è il segretario che traccia la sintesi e naturalmente anche quello che si assume la responsabilità di tracciare la rotta. Quindi io questa vannacizzazione della Lega, certamente ci sono i simpatizzanti di Vannacci, come ci sono i simpatizzanti di Giorgetti, come ci sono i simpatizzanti di Zaia e così via, per cui in un partito possono convivere tante anime. Per quanto riguarda la Salis, io non ho molto altro da aggiungere rispetto a quello che ha detto Anna Cisinta avantieri a Zoom. Forse sarebbe il caso che la giustizia facesse il suo corso, molto semplicemente. Anche perché
diciamo così, si può andare in politica per tanti motivi, perché magari uno vuole cambiare il mondo, perché magari uno ha un'idea, perché magari uno è pronto a rischiare per qualcosa. Andare in politica perché così non finisci sotto processi in Ungheria, per fatti tra l'altro abbastanza gravi, questo non so, non è una cosa che appartiene al mio modo di fare. Tutto qui. 0292947222, abbiamo ancora 3 minuti di tempo per le vostre telefonate, se avete voglia, noi siamo sempre qua. Diamo un'occhiata intanto all'ANSA, le ultime notizie che troverete stasera. Domani ci sarò io in rassegna stampa alle 7:30 al posto di Semivarin. Chiuderemo qualche minuto prima perché c'è stato un cambiamento di programma, cioè non ci sarà liberamente alle 9:30, ma comincerà per alcune esigenze, diciamo così, di tempo dell'ospite di domani, comincerà parlando liberamente alla stessa ora. Quindi alle 9:30 ascolterete in diretta il direttore responsabile Giovanni Sallusti insieme con Daniele Capezzone, che presenterà il suo ultimo libro che peraltro vi invito caldamente a leggere, e dopo, appunto, parlando liberamente, ci sarà il liberamente. Quindi stavolta viaggiano, le due trasmissioni viaggiano invertite, non liberamente e poi parlando liberamente, ma stavolta parlando liberamente e poi liberamente. Noi chiuderemo la rassegna stampa qualche minuto prima, in modo tale che così alle 9:30 puntuale e preciso il direttore responsabile Giovanni Sallusti potrà essere in onda insieme con Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Allora, chiudiamo con le ultime news. L'ANSA mantiene l'apertura sulla Russia, quindi l'ambasciatore russo in Francia alla NATO. Sarà guerra se abbattete i nostri jet. Molti aerei dell'alleanza violano i nostri cieli, noi non li buttiamo giù, ha detto in un'intervista. Caccia russi intercettati vicino allo spazio aereo lettone da 2 Gripen ungheresi decollati da Šiauliai in Lituania. Abu Mazen all'ONU, tutti gli stati riconoscano la Palestina. La Global Sumud Flottiglia rifiuta la mediazione sugli aiuti a Cipro, Israele non ci intimidisce. Nel frattempo noi paghiamo 250.000 euro al giorno, questo ve lo dico io, la fregata Virginio Fasan, nave ultramoderna, per scortarli 250.000 al giorno. Quanti aiuti si potevano comprare anziché fare questa scorta alla flottiglia? Il processo, Sarkozy andrà in carcere, condannata a 5 anni, faccia appello, sono innocente. Il caso, tempesta su Cucinelli, viola le sanzioni a Mosca. Infine, tecnologia, Apple all'UE, abrogare la legge sulla concorrenza digitale, gelo di Bruxelles. Noi chiudiamo qui, appuntamento domattina alle 7:30 con la rassegna stampa e poi Zoom tornerà, chilometro Zoom, domani sera alle 17:30 insieme a Lorenzo Viviani, e poi ancora ci salutiamo con Tony De Vita, Mistral 1977. Sull'onda del Mistral io vi auguro una buona serata e vi ricordo che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera e grazie Natalia.